Terrorismo in Veneto, c'è un nuovo indagato. Tra le montagne del Bellunese ad Armanforte, alla cellula di reclutatori dell'ISIS, era stato inviato anche un addestratore. Accanto a chi aveva il compito di reclutare uomini e convincerli all'arruolamento nelle file dello Stato islamico, c'era anche un formatore alle arti della guerra, un trentenne di origini balcaniche, già identificato dagli inquirenti, ma di cui si sono perse le tracce. Fra le montagne venete, fra Longarone e Chiesa dal Pago, ha istruito Ismare e Munifer, i due arruolati, ad assemblare le armi e a sparare. Il primo, come noto, è morto il 4 gennaio a 38 anni in combattimento ad Aleppo. Il bosniaco aveva lasciato Longarone insieme al figlio di 3 anni, di cui si sono perse le tracce, lasciando l'ex moglie di origini cubane. Munifer, 30 anni, invece, sarebbe morto a marzo. L'indagine dei Rossa di Padova dunque prosegue, coordinata dal procuratore capo dell'antiterrorismo Adelchi D'Ippolito. La loro attenzione è rivolta a cercare altri possibili reclutatori e tra questi ci sarebbe pure una musulmana di origini balcaniche e poi potenziali addestratori. E qui sarebbe emerso il nome dello slavo Bilal Bosnic, 41 anni, il predicatore islamico indagato dalla Procura di Venezia per reclutamento di combattenti jihadisti, arrestato con altre 14 persone in Bosnia lo scorso settembre. Si attende ora l'incontro tra gli inquirenti italiani e bosniaci che avverrà nelle prossime settimane a Venezia.